E abbiamo in questa prima serie dei misti 4 atlete che hanno vinto il titolo italiano giovanile. Katia Cagnato, che nuota in corsia 3, lo ha vinto nei 400 misti. Veronica Lucchese nel dorso e nei misti, che nuota in quarta corsia. Maria Chiara Girardi nel dorso. Eleonora Casarotto, che è in corsia 6 nei 100 rana. Veronica Lucchese fa valere l'esperienza in più, intanto si porta al comando di questi, dopo la frazione a farfalla, quando parte quella del dorso. Veronica Lucchese ancora avanti, 1.04.59 per lei che ai giovanili ha vinto i 50, il 100 dorso, i 200 e 400 misti. Questa gara dei 200 misti è la gara che predilige, l'ha vinta anche con la nazionale italiana giovanile in Coppa Komen, quindi Veronica Lucchese che sta dominando i 200 misti, ha vinto ben 4 medaglie d'oro ai campionati italiani giovanili per l'anno 1997. Primato del meeting di Caterina Brighi in questa prova, ha nuotato nel 2006 2:20 e 21. Attenzione, invito anche Mattia Zuin alla postazione microfonica. Grazie. Siamo alla conclusione, 2:19.75 per la vittoria. Veronica Lucchese si prende l'ennesima medaglia d'oro davanti alla più giovane Katia Cagnato, 2:25.71, e poi la Girardi terza, 2:26.95, ed è vittoria anche questa per Veronica Lucchese con il nuovo primato della manifestazione.